Impallomeni, Sebastiano. Egregio Presidente, con grande interesse ho letto in questi giorni le sue dichiarazioni ai giornali e ai media in genere e desidero in questi pochi minuti a mia disposizione dare, se possibile, un contributo anche di una categoria professionale che io oggi... Presidente dei giovani commercialisti. Esatto, grazie. In qualche modo voglio rappresentare. Io sono il Presidente di un'associazione sindacale interna all'Ordine dei dottori commercialisti che raccoglie e tutela gli interessi dei più giovani professionisti. Oggi si assiste ad un monopolio nella nostra società dei valori economici, in qualche modo subordinando al profitto altri valori, quali l'etica, la deontologia, la correttezza professionale, valori che la nostra categoria professionale professa e che tutti i professionisti imparano all'inizio della loro professione. Questa nuova ventata però di criteri etici non può non essere raccolta dai partiti politici. E qui sento questa novità, l'ho sentito dalle parole di tanti che hanno preso appunto la parola e dalle sue parole e dai suoi scritti. Dare la possibilità a chi ha competenze, a chi ha capacità, a chi ha esperienza e impegno civile, questo diventa la nuova svolta della politica. E in questa battaglia di civiltà tutti devono fare la loro parte, i professionisti, i medici, gli architetti, ma anche i commercialisti sono pronti a giocare il loro ruolo. Noi professionisti dobbiamo tornare ad essere meno tecnocrati, chiusi nella nostra specializzazione, avere più consapevolezza che le nostre scelte professionali hanno un impatto anche su conseguenze ambientali e sociali della nostra attività. Essere utile al Paese, questo dice il mio Presidente nazionale Claudio Siciliotti, ed essere utile al Paese significa anche essere utili alla politica. Dal canto loro i giovani professionisti però cosa chiedono? Chiedono che gli incarichi nella pubblica amministrazione siano affidati sulla base delle capacità professionali, magari con concorsi di progettazione. Chiedono che le risorse economiche di tutti siano spese a beneficio di tutti e non di pochi, che siano spese a bisogno del territorio. Chiedono che i bilanci degli enti pubblici siano adeguatamente pubblicizzati e che il governo del territorio e lo sviluppo economico tenga conto dell'ambiente e della tutela del nostro patrimonio storico-paesaggistico. E soprattutto chiede di essere presente nei tavoli dove si impostano le politiche di pianificazione urbana, di programmazione di interventi pubblici e di spesa delle risorse comunitarie. Ecco, e quindi concludo che guardo con grande attenzione a questo movimento che deve riformarsi e che vuole riformarsi guardando ai giovani, ricercando nel merito... Ho finito, grazie. Nel merito e nella militanza e non nella fedeltà la propria selezione della classe dirigente. Se vorrete chiamarci, noi commercialisti saremo pronti a fare la nostra. Grazie per l'attenzione e auguri.